Si presenta oggi il caso Tandoi che aprirà la stagione del Teatro Pirandello a novembre. Ecco, lei ha anticipato che ha conosciuto chi materialmente ha commesso il delitto. Ce lo vuole anticipare, Sindaco? Sì, oggi abbiamo presentato questa commedia che andrà in scena il 12 e 13 di novembre qui al Teatro Pirandello di Michele Guardì. Michele nella conferenza stampa ha descritto la commedia in tutte le sue sfumature, soltanto io ho aggiunto che da giovane medico ho anche curato il presunto killer di Tandoi, quindi sono stato anche io a un certo punto tirato in ballo perché mi ha fatto ricordare la mia professione. Ma è un caso agrigentino perché si è svolto ad Agrigento, ma le meccaniche mentali sono meccaniche che rientrano in tutti i casi giudiziari che si sono vissuti negli ultimi anni. È un caso che ci dà modo di capire come ci possano essere degli errori che si creano per l'incaponimento di certi personaggi e anche però errori che per intervento di altri personaggi, sempre facenti parte della magistratura, si capisce poi che non era esattamente come si partiva, ma c'erano dietro ragioni diverse che vengono fortunatamente scoperte. Un caso pietoso. Ma più che un caso pietoso, un caso di drammi umani vissuti a tutti i livelli, dal povero commissario assassinato alla povera vedova che finisce anche lei in galera come complice di un presunto omicida che è innocente, cioè il suo amante, il primario dell'ospedale psichiatrico, e le verità che vengono scoperte grazie a questo magistrato palermitano, grande magistrato, il magistrato Fici, il cui figlio in un libro molto interessante che si chiama Belli Tempi racconta le vicende vissute dal padre e i tormenti vissuti dal padre, perché anche un magistrato può avere momenti di tormenti e di dubbi e di sofferenza professionale ed umana. Quando è un magistrato, e sono quasi tutti così i magistrati, poi c'è uno che sbaglia, pazienza, però quando un magistrato vive il lavoro come impegno civile, come impegno sociale. Può essere definito un caso di mala giustizia? No, è un caso in cui la giustizia fa giustizia di se stessa. C'è un magistrato che sbaglia e c'è un magistrato e una corte d'assise che danno ragione alla verità, quindi la giustizia che fa giustizia di se stesso. Lei ha vissuto questa esperienza in un'età giovanile, ecco, l'ha tirata fuori ora dopo tanti anni, insomma, come mai? Ma l'ho raccontato in conferenza stampa. Da ragazzino, avevo 15-16 anni, seguivo questa vicenda conservando tutti i giornali nei quali c'erano anche i brani della requisitoria presentata da chi stava indagando. Dopo tanti anni, qualche anno fa, ho ritrovato questi giornali, dico guarda, l'avevo conservati per farci o un libro o una commedia, facciamola. Un riscatto per la nostra città? Ma diciamo una scoperta della verità vera, perché all'epoca la città venne coperta ingiustamente di insulti e di contumelie che non meritava. Era un caso giudiziario, c'era un morto che purtroppo era stato un signore che era stato ucciso perché aveva delle connivenze con gente sciagurata, però la città non c'entrava niente, era un caso unico. I Promessi Sposi torneranno in scena nuovamente? I Promessi Sposi, stiamo parlando con Francesco Bellomo un po' più in là di riportarlo in teatro. Devo dire che abbiamo fatto all'epoca tutta l'Italia, tutti i grandi teatri. Qui a Agrigento siamo stati nella Valle dei Templi e per esempio il Pirandello non riusciva a contenere quella scenografia pazzesca che avevo concepito. Io sto cercando di venire a miti consigli e per carità, poi il Teatro Pirandello ha un grande palcoscenico e ha avere la possibilità di fare una edizione che possa interessare teatri non grandissimi come quelli che ho interessato all'epoca quando ho cominciato la tournée. La presentazione oggi del caso Tandoi, una commedia di Michele Guardì, di cui tu sei anche il produttore. Sì, sono il produttore, abbiamo parlato tanto tempo addietro di questa commedia, alla fine abbiamo trovato una bellissima sinergia insieme a Michele, quindi due agrigentini che portano un caso agrigentino alla ribalta nazionale, o meglio lo ripresentano alla ribalta nazionale. Io sono molto contento, al di là
del connubio che si è creato e stabilito con Michele, che ci porterà anche alla riproposizione nel tempo dei Promessi Sposi, perché questo progetto è l'apripista del progetto più ampio che ci ha consentito di essere valutati e premiati con il teatro di produzione nazionale. Quindi sono molto orgoglioso di aprire la stagione, di aprire il progetto e di iniziare questo nuovo corso del teatro. Presidente, allora parliamo di questa iniziativa, un'iniziativa importante per la Fondazione Teatro Pirandello, che apre le porte alla nuova stagione, una stagione interessante e importante. Sì, avevamo già presentato il nostro cartellone, oggi siamo qui per un evento importante, approfittando della presenza di Michele Guardì, che è quella di presentare questo spettacolo da lui ideato e scritto sul caso Tandoi. Questa nuova governance della Fondazione Pirandello non se l'è fatto dire due volte e abbiamo deciso di inserire questo spettacolo nella programmazione della nostra produzione teatrale, visto che il Teatro Pirandello ha conseguito di recente questo brillante risultato di essere riconosciuto dal Ministero della Cultura quale ente abilitato a fare produzione teatrale a livello nazionale. Il caso Tandoi ci rientra pienamente e ne siamo orgogliosi, perché è una storia che è stata scritta da un illustre agrigentino, Michele Guardì, che parla di un caso tutto agrigentino, che è anche coprodotto da un agrigentino che è il nostro direttore artistico Francesco Bellomo, e che a noi Fondazione Pirandello ci mette nelle condizioni di mandare anche un messaggio di carattere culturale, perché è bene ricordare che stiamo parlando di un caso che ha conquistato le luci della ribalta allora e che ha fatto parlare di Agrigento a livello nazionale. È un errore giudiziario che più che giudiziario poi diventa un errore sociologico e antropologico, quindi in cui ci si sofferma dinanzi alle apparenze, quelle apparenze tanto deprecate dal nostro Luigi Pirandello, salvo poi scoprire che invece è una storia di mafia e che era un assassinio di mafia. E questo è il messaggio culturale che questa fondazione intende lanciare, approfittando di questa bella occasione, di questo spettacolo.